Amici bellini, solo cose belle. Come Tony. Salute. Salute. Vabbè. Vogliamo approfondire? Approfondiamo? Kvicia Kvaratskhelia. Forza Napoli. Sempre. È un marchio pazzesco. Rumore incredibile. Amici bellini, da dove cominciare? È proprio difficile. Vi arriva tardi questo video, non perché io, dopo aver suonato benvenuto Gennaro Tramontano, prima di tutto mettiamo le cose in chiaro, e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Questo è un video che non mi riesce pimpante, col ritmo forsennato alla Napoli. Sapete perché? Perché sono ancora emozionato. Ve ne siete accorti ieri in live, è come se stesse prendendo veramente forma. Uno sta anche tranquillo perché più 18 ci siamo già stati, poi lascia perdere quello che faranno le altre, però questa partita in particolare, mi lasciate like un attimo? Dai, perché vi voglio far vedere le cose belle, e le cose belle sono sicuramente Gollini, le parole di Gollini nei confronti di Napoli, Kvara, Osimhen, quello che hanno fatto, Amir, Rachmani, Spalletti, che si toglie le pietre dalle scarpe, ma le parole di Ghoulam. La cosa più bella di ieri per me sono le parole di Ghoulam. Le parole di Ghoulam a DAZN mi fanno battere il cuore, come perché Fosy Ghoulam è dirigente del Napoli non pagato, e che meraviglia, e che meraviglia. Però abbiamo screenshot, abbiamo meme, abbiamo analisi tattiche, abbiamo pagelle. E se questo video viene 35 minuti, ma a me che me ne frega, vediamo chi se lo vede. Ma qual è il problema? No, veramente non mi interessa, perché potrei milcare, no? Il Lilla che invoglia, e invece no. Quello che esce esce. È notte, quindi sono le 5 del mattino, perché sono andato a lavorare, sono tornato, non ha importanza. Allora, Ambrabam tattico, perché saremo pronti con le pagelle. Prima di vedere le pagelle vi devo far vedere un po' di cose. Qualche giorno fa, quando è uscita la carta della Juventus, sono dei rumori ma non fa niente, quando è uscita la carta della Juventus, il signor Guido Gentile mi mandava un meme che è tutto da ridere, e lo potete vedere qua, no? È la famosa, come si dice, la famosa, la lista che fa Berlusconi, che mentre l'altro parlava, e lui dice devi dire questo, ed è bellissimo. Se ci tolgono la penalizzazione, i 2 punti con la Salernità, 3 con il Monza per lo shock, 3 con la Roma per i pali, e tolgono 8 punti al Napoli per la plusvalenza Osimhen, siamo primi. E questo è ovviamente un meme, è tutto da ridere e te lo devi ridere. Tra l'altro la carta ci dicono che il club Juventus non è proprio nominato, quindi tutto quel casino per nulla a quanto pare potrebbe risolversi in una bolla di sapone, e resta questa cosa qua. Ma se questo è un meme, quest'altro invece è veramente una cosa che hanno scritto, e io la devo leggere. Ovviamente tolgo gli autori dei tweet, alcuni perché sono volgari e voglio proprio evitare, alcuni proprio per una questione di privacy. Prendetemi per pazzo, ma io ci credo. Ci ridaranno i 15 punti, ci ridanno i 15 punti. Con la vittoria di domenica andremo a meno 12, quindi già ci avevano fatto perdere. Battiamo il con la battiamo il Napoli allo stadio del Milanova. Milan batte Napoli meno 6. Napoli, perché poi in tutto questo le vincete tutte. Napoli Inter 1-2 meno 3, fa pure Napoli ai quarti di Champions League, perderà molti punti perché cuba punti la Champions. Crediamoci Gobbi, io ci credo forza. E già non può avvenire, ma va bene così, perché almeno questo nella sua fantasia è un tifoso innamorato della propria squadra, ci crede, va benissimo. Poi c'è dell'altro, però ci sono altri tipi di modi di fare. Codo, devono perderle tutte adesso, tutte. Il declino è iniziato, non è una sconfitta casuale, ora inizia il bello. Non è una sconfitta casuale, è una sconfitta fisiologica che ci stava. Il bello però per te, amico, non è cominciato. Godo. Noi dobbiamo godere quando perde l'Inter, quando perde il Milan, quando perdono le nostre competitor. Noi non dobbiamo godere per la sconfitta loro, dobbiamo godere per la vittoria dei loro avversari. Mi sembra più elegante. E poi
Qua ho dovuto fare pure un po' di censura perché è proprio brutto. Gasperini tra 4 ore, sai che è felice, una gif dove evidentemente esulta. Per quanto mi stia lì, oggi gaserà come pochi. Ciao pulcinellosi, 3 punti li vedrete col binocolo per i prossimi 3 mesi. Quindi non solo ci avevano già fatto perdere con l'Atalanta, ma addirittura una previsione per i prossimi 3 mesi. E va bene. Poi evito altre cose perché sono troppe, piene di parolacce, però questa è uno sfizio che ci dobbiamo anche togliere. Si esaltano, fanno i debiti con la bocca e poi Vicia Kvaratskhelia. diciamolo le cose come sta. Guardate com'è bella questa foto che mi hanno mandato gli amici abbonati. Mi sono permesso è come se stessi facendo una live, non è il solito video, com'è diverso, aiutatemi. Mi ero permesso ieri di scrivere Kvaratone, è una cosa che non pensavo mai di poter fare, ma mi ha dato quell'emozione là. E non solo lui, poi me lo conferma Guido Gentile, me lo confermate voi nei commenti della live, e poi lo sento dire da Spalletti. Non si dovrebbe dire, però qualcuno poi dice pure dategli la 10, e io su questo vi rimando alle pagelle. Però l'analisi tattica non è analisi tattica se con un ambrabam di screenshot io poi vi devo far sentire le parole di Gulam. Restate incollati allo schermo perché succedono cose così. Balla tu cuerpo alegría Macarena, che tu cuerpo è ballare. Si muore, si impazzisce. Allora, momenti della gara che mi piace sottolineare, che poi porteranno alle pagelle. Primo screenshot che poi riguarda il primo squillo del Napoli, che avviene poi, qua non si vede, fatemi togliere un attimo il bannerino, ecco, si vede che se al 5° minuto il Napoli chiama in causa Musso per Musso, e praticamente qua è il tiro di Politano che vediamo qua. Visto che mi si parlava di una prestazione così e così anche opaca di Zielinski, onestamente mi piace sottolineare questo passaggio di prima che fa Zielinski, perché sono quei passaggi deliziosi. Poi ce li dimentichiamo gli 1-2 che fanno con Kvara, perché poi si guarda solo Kvara, ma tutto quello che c'è intorno non mi sembra giusto, e quindi Zielinski qui di prima ridà una palla perfetta a Politano, che si inserisce, chiude il triangolo e tirerà sul primo palo, dove poi interverrà Musso. E questa c'è una piccolissima cosa che mi faceva piacere farvi vedere. Il secondo squillo è Kvara, che vedete qui che si scarta tutta la squadra, qui fa uno dei suoi zig zag e arriva lì, era troppo ghiotta l'occasione di segnare un altro gol alla Maradona, e bisogna dirlo, Musso gli chiude bene lo spazio, ma qui Kvara si becca una cazziata 4 di loro che non sono dolci di sale, ve la devo far vedere, perché poi poverino, il più giovane della cucciolata, ha un dribbling che non ce l'ha nessuno in Serie A e in Europa pochi pure. Io ve lo devo far vedere. Anghissà si fa prendere proprio per pazzo, fa proprio il tantrum, proprio tanto dei bambini, proprio calma. Di Lorenzo che allarga le braccia, Osimhen con le braccia così, Politano che pure fa stavo qua, e qua quanti di loro la doveva dare questa palla, povero Kvaratskhelia, che poi è finito nella rete subito dopo. Si sono arrabbiati tantissimo col ragazzo, quando poi guardate pure bene quanti difensori ci sono davanti qui che lo stavano inseguendo, non c'era nemmeno forse lo spazio per poi passarla indietro da chissà, era complicato. A questo punto qua devi tirare per forza. Quindi, insomma, ragazzi, lo dico ai ragazzi del Napoli, ad Anghissà, che ancora doveva salire in cattedra, Di Lorenzo, bravo Di Lorenzo, che era arrivato a riempire la... Questa è una delle analisi tattiche di questa partita, si è riempito molto di più l'area. Lo stesso Osimhen, va bene tutto, però non ve la prendete con il mio Kvara, perché mi arrabbio. E qui il gesto tecnico di Osimhen, bravo Politano ad andare fino in fondo e a crossare col destro, adoro. Avevo richiesto una grande partita di Politano mi ha risposto alla grande. Il gesto tecnico di Osimhen è di una bellezza incredibile, purtroppo il pallone finirà centrale, parato da Musso.
sottolineiamo la presenza di Zielinski perché bisogna riempire l'area, e anche la presenza qui di Olivera, che comunque spinge. Il motore di Olivera può non impressionare per regia. Io ho chiesto ad Olivera più velocità di pensiero, ma o ce l'hai o non ce l'hai, liberarti il pallone quando stai avanzando, capire prima degli altri dove è meglio smistare il pallone. Mario lui ce l'ha, Olivera ancora no, può essere che lo svilupperà oppure no. Io il terzino normale di riserva così com'è me lo tengo perché comunque sta performando bene. E qua fatemi riabilitare Frank Zambo Anguissa, con il quale io sono stato molto duro nel video di reaction, perché io so quanto sia forte Anguissa e so che può dominare il centrocampo in lungo e in largo anche da solo, specialmente nel campionato italiano. Non hai rivali, sei grosso, sei abbastanza veloce, sei molto tecnico, hai la fisicità, hai il modo di toccare il pallone, puoi fare quello che vuoi, colpi di testa, anche conclusioni. E alle volte mi sembra lezioso e mi sembra metterci un tempo in più di gioco per liberarsi del pallone. Alle volte il body language mi sembra che ti scocci e le scarpe gli infradito e le attacca e stacca. Però diamo ad Anguissa quello che è di Anguissa, perché il gol straordinario di Kvara, che lo fa schizzare a un valore di 150 o 200 milioni minimo, e mi dite voi nei commenti quanto vale Kvara. Ci sono due recuperi di Anguissa. Il primo è un contrasto su Zapata, Anguissa non si scompone proprio e gli toglie il pallone. Dopodiché la palla arriverà qui e vediamo il secondo screenshot. Esatto, il pallone ritorna poi ad Ederson in questo momento, e Anguissa ci mette il piede e praticamente fa un contrasto, è come se ribattezzasse, insomma gli strappa il pallone, e il pallone poi finirà ad Osimhen, che lo vedete qui inquadrato, che tiene a distanza De Miral, ma insomma Osimhen farà una, quindi bravo Anguissa, bisogna dirlo, bisogna dare a. Guardate Osimhen, perché poi arriva a cavare il pallone, ma prima, ragazzi, dallo screenshot non si apprezza, però voi vi dovete andare a riguardare gli highlights, e penso che questo gol, però non vi guardate solamente il finale di Kvara, perché come arriva il gol, i due recuperi di Anguissa e questo aggancio con il sinistro per pulire quella palla, perché non era un passaggio, Anguissa la ribatte, quindi il pallone era forte, Osimhen la pulisce in una maniera incredibile, se l'attacca al piede, poi dopo temporeggia, perché questi giocatori, però fateli in rosso, ho i mezzi, questi giocatori poi andranno ad accorciare e a stringere su Osimhen, mentre Kvara già capisce che deve andare nella zona dove deve andare per ricevere. Osimhen è bravo a temporeggiare, a mettersi bene con il corpo e a servire. Crava, no, questa è un'altra cosa che non, se siete curiosi. Ecco, e qui insomma sul tiro, qua ovviamente avete visto la sterzata da una parte, la sterzata dall'altra, quando ritorna su destro fa anche un tocco in più per creare questa spaccata di, credo fosse Toloi, perché poi vanno a scalare tutti insieme, sono 8 giocatori dell'Atalanta compreso Musso, tutti giù per terra. Il tiro di Kvara è anche forte, non è angolatissimo ma è talmente forte, esplode un missile, e addirittura Scalvini stava provando a ribadirlo di testa e a fare un intervento alla taglialatela, per i più anzianotti se lo ricorderanno la parata di testa di taglialatela, ma il tiro è talmente forte che gli fa lo shampoo permanente, basette e cose varie, e si insacca ed è qualche cosa, ed esplode la gioia sua, la gioia di Osimhen, la gioia del San Paolo Maradona, la gioia di Spalletti che applaude. È un gol di cui veramente se ne parlerà per me, per anni. È un gol bellissimo. E qua invece nell'esultanza di Kvara mi fa impazzire Osimhen che è tutto contento. Qualcuno mi faceva notare che non aveva nemmeno seguito l'azione, perché ha detto qua segna lui, va lui. Osi ha abusato dello stadio San Paolo per 90 minuti, o meglio per 85, in continuazione a richiedere il supporto del pubblico, ad esaltarli. Osi al gol di Kvara fa una corsa verso la curva, dovete alloccare come i dannati, ed è bellissimo. Se andate a rivedervi l'esultanza di Kvara, che fa questa famosa la scivolata sulle ginocchia tipica poi del
della Premier League, perché questo mi ricorda sempre i giocatori di Premier League, mentre Guti lo vuole a Real Madrid, lasciamo perdere. Osi corre proprio verso la curva, andatevela a rivedere che è divertentissimo. E in ultima istanza il gol di Amir, che prende una traiettoria quasi a palombella, vedi che Musso ci poteva arrivare, qua il pallone ha già superato la mano di Musso, la mano moscia, non lo so, lo tocca pure un po' il pallone Musso, ma è come se Musso ci fosse partito leggermente in ritardo, forse arrivandoci con la mano di richiamo poteva essere più esplosivo, però parte in ritardo, la palombella è strana. Bravo Amir, anche una soddisfazione e un gol pesante. Mi facevano notare gol pesante di Rachmani contro la Juve, quando la Juve pensava di ringalluzzirsi, e anche qui l'Atalanta stava cominciando ad affacciarsi con la forza della disperazione. Amir Rachmani chiude la porta, 2 mandate, via, 2-0, tutti a casa. È una roba meravigliosa. Quindi con un Amrabat tattico andiamo a fare le pagelle. Vi devo far sentire anche Gulam. Questo video risulterà lungo, noioso, emozionatevi con me, ma che me ne frega, lasciate like, non ce ne frega proprio. Ah, ma che stai facendo? Sono troppo lunghi, lo tenevo uno che mi scrive: sono troppo lunghi i video, ma chi se li vede? Li vedi solo tu? Me li vedo solo io, non fa niente. Gollini 6,5. Le parole mi hanno anche fatto tenerezza, perché parla l'esperienza a Firenze, lo ha segnato, aveva perso la passione per il calcio, tornare a Napoli si è sentito colto bene da Spalletti, prima come uomo e poi come calciatore. Che bello che abbia avuto questa occasione, e che bello che esordisce con un clean sheet contro la sua Atalanta. 6,5, non fa parate difficili, però personalità per entrare così bene negli schemi. Poi c'ha un buon piede, c'ha un buon rinvio, bene. Di Lorenzo 6,5, prova anche con qualche cross, non è il Di Lorenzo che abbiamo visto nelle serate di Champions, ma 6,5 è il minimo. Ad Amir voglio dare 8, do anche soddisfazione ad Angela Torre che lo voleva come migliore in campo. 8 ad Amir, è sempre più perfetto nelle chiusure, non passa uno spillo da quella parte. E poi anche il gol, sono gol pesanti. 7,5 a Kim, giusto per dare quel mezzo voto in più a Rachmani, ma Kim è veramente, Spalletti lo ha definito il miglior difensore del mondo, perché no? Lo può diventare, ha una mentalità, ha un'applicazione, ha una forza fisica e anche una buona tecnica, è bravo di piede, è bravo di testa, sta giocando con un'ammonizione con la diffida addosso e non te ne accorgi. Mamma mia, Kim, che grande acquisto. Olivera gli diamo 6,5, non voglio dare 6 streaming city, anche se è una prestazione da 6. 6,5 ad Olivera, vai, tanto poi adesso ritornerà il maestro e ci servirai comunque, non ti preoccupare. Anghissà gli do 6,5, perché è chiaro, ora Anghissà può avere lo stesso voto di Olivera. Ok, scendiamo Olivera a 6, così Anghissà 6,5 ha più senso, perché mi fai disperare ma alla fine metti il piedone nell'azione determinante e quindi 6,5 te lo prendi. Ma come? Almeno 7? No, almeno 7 è quando tu fai tutta la partita così, senza attacca e stacca, come Lobotka 7, che trova gli spazi e ti dà una continuità di rendimento incredibile. Zielinski gli do 6,5 perché quello sarebbe stato un assist, e quindi non mi sento di dargli lo stesso voto di Oliveira. Mi piace Zielinski anche quando non brilla di luce propria, è comunque un giocatore che con i suoi tocchi di prima velocizza l'azione. Il Napoli deve giocare sopra ritmo, quindi la presenza di Zielinski è sempre fondamentale. Gioca Ndombele, non gioca Ndombele, gioca Zielinski. A Politano do 7, mi è piaciuto moltissimo, crea scompiglio, si mette a disposizione e torna anche in difesa ad aiutare i compagni. Osi 7,5, castigo di Dio, assist, un altro assist. C'era un'altra cosa che vi volevo far vedere carina a livello di numeri, che è questa qui, Kvicha, me faccio un po' più piccolo. Kvicha Kvaratskhelia è il giocatore della Serie A che ha preso parte a più gol, 26 in tutte le competizioni in questa stagione, 13 gol, 13 assist e 13 gol in tutte le competizioni, superato il compagno di squadra Victor con 25. Kvicha e Victor hanno preso parte a 51 degli 84 gol segnati dal Napoli in questa stagione in tutte le competizioni, 61% del totale. Vorrei dire, direbbe un grandissimo attore dell'epoca, cose dell'altro monte, veramente cose dell'altro monte. Quindi Osi 7,5. A Kvara, visto che
qualcuno gli vuole dare la maglia numero 10 e io non sono d'accordo, gli do 10 come voto e venitemi a dire che non è, oltre al gol incredibile che sblocca la partita in una partita, una delle più importanti della stagione, della storia del Napoli contemporanea. Era vivace, si vedeva da subito, sai quelle partite dove noi abbiamo detto Kvicia oggi mi sembra un po' così e poi si accende. Oggi mi sembrava acceso da subito, dal primo momento in cui ha preso il pallone mi è sembrato imprendibile, contro l'Atalanta che è abituata a giocare a uomo, è abituata ai duelli, ti fanno del male, ricordiamo che picchiano, non è che è cambiata l'Atalanta, l'abbiamo fatta sembrare noi una squadretta, ma non è assolutamente così. Quindi a Kvicia io non do la maglia numero 10 perché non me la sento. L'ho chiamato Kvaradona perché ha fatto un gol come l'avrebbe fatto Diego, diverso come stile, ma per l'impossibilità del gol, per la follia, per la capacità di dribbling, perché poi è la giocata che esalta il tifoso e ci fa sognare. È una giocata che vale, per dirla in numeri, quelli là algoritmici moderni, vale 200.000 followers. Dovreste controllare se da 2 milioni è aumentato su Instagram, non lo so, ma potete controllarlo voi. Giocata da numero 10. A me piace tantissimo il 77. Voglio che il 77 diventi un numero leggendario. Il 77 ci ricorderà Kvicia Kvaratskhelia per sempre, come il 10 ci ricorda per sempre Diego. Quindi 10, 77, il 14 mi ricorderà sempre Mertens, il 26 mi ricorderà sempre e comunque Koulibaly, anche se Kim sta dimostrando di essere più forte, fa benissimo, ne ha parlato bene anche Spalletti delle differenze, che alle volte Koulibaly si sentiva troppo forte della sua forza e quindi magari sembrava meno sul pezzo, Kim invece no, Kim quando deve spazzare spazza, è veramente meraviglioso tutto ciò. E quindi a Kvicia io non do la maglia numero 10, ma gli do 10 come voto, sperando di potergliene dare sempre di più, sperando di poter vedere un giocatore che vuole rimanere un po' con noi, perché adesso è chiaro che tutti si stanno chiedendo Kvara, Osimhen, 61% di tutti i gol del Napoli straordinario, del Napoli con questi numeri pazzeschi. È difficile trattenerli, speriamo di farli innamorare di un progetto, speriamo di risultare competitivi il più possibile anche in Europa. È un percorso, è una crescita che devi fare. Mi sono dimenticato sicuramente tantissime cose belle, ma me le dovete dire voi nei commenti, mi dovete ispirare, mi dovete incalzare. Ghoulam, come faccio? Ghoulam, perché Ghoulam è la cosa più bella della giornata di ieri. Voi, chi mi segue da poco non sa che Ghoulam mi scrisse in privato, io feci un appello, Ghoulam è stato il primo e l'unico a raccogliere il mio appello. Ghoulam va oltre, Ghoulam era un terzino impossibile, fortissimo, ma è un uomo di uno spessore superiore. Adesso lui si deve divertire, deve fare il suo finale di carriera in Francia, dove sta giocando benissimo. Mi auguro un giorno di vederlo dirigente del Napoli. Per me lo è già, perché un uomo che parla così, a difesa vera, seria, dei nostri colori, con un italiano perfetto, con un'eleganza incredibile, ma che non si fa mettere i piedi in testa e dice quello che pensa, signori, godetevi Ghoulam. Allora, c'è una cosa che volevo dire dall'inizio, sotto la maniera da come parliamo del Napoli non mi piace tanto, perché non diamo la vera importanza a quello che stanno facendo il Napoli. Comunque sono primi con 18 punti di differenza sul secondo, che è una cosa mai vista nel campionato italiano, e ne stiamo parlando come se fosse tutto normale. Sono in in ottavi di finale di Champions, hanno vinto 2-0 all'andata fuori casa, adesso ricevono a casa la partita di ritorno e ne stiamo parlando come se fosse normale, e dobbiamo essere felici, secondo me, perché il Napoli sta facendo una stagione strepitosa e sta facendo anche a livello internazionale, a livello europeo, sta facendo vedere un grandissimo calcio con dei giocatori fortissimi. Non è normale così, no, tampoco assolutamente. Però ne parliamo? Non ne parliamo abbastanza, perché adesso il fatto che hanno 18 punti di vantaggio, ogni vittoria diventa una cosa banale e normale. E quindi stiamo parlando oggi molto di più della corsa Champions che il fatto che il Napoli sta facendo una stagione che
a livello di differenza tra le tre squadre, ma questo è quello che succede quando diventi top, succede così. Se tu vai a vedere Bayern Monaco non ne parli mai, Sì, parli però- dell'altra sfida. Sicuramente, però Bayern Monaco è abituato a vincere Napoli la prima volta. Ma ci siamo abituati adesso. Più di 30 Siamo anni, abituati a secondo me dobbiamo godere il momento che il Napoli, quello che sta facendo con i tifosi, con tutto quello, la magia che porta indietro a lei, dobbiamo essere... Ogni weekend dobbiamo, perché comunque oggi sono 18 punti di vantaggio. No, non lo so, però questo è quello che voglio dire. Non voglio dire che ne parliamo sicuramente, però non quello dovuto, No, capito? Merita una riconoscenza. Non lo so se il cittadino onorario di Napoli, l'abbiamo fatti parecchi, a volte anche in maniera troppo semplice. Lui lo merita, a parte la petizione. Gulam, cittadino onorario di Napoli, dirigente nel futuro se vorrà farlo, se De Laurentiis deciderà un giorno di mettere qualche ex calciatore così innamorato della maglia azzurra come dirigente, come rappresentante, semplicemente come uno che mandi quando si fanno i sorteggi di Champions, perché è impossibile che non c'è mai nessuno dei nostri, perché poi se poi i giornali non ci citano quando noi vinciamo anche in Champions, colpa poi è nostra. Da New York, Valerio Fruto è tutto, il video è lungo, è come se fosse stata una seconda live, per me è ancora ieri, per voi è già un martedì pazzesco. Che chi gioca oggi non lo so, non ci interessa, vi rendete conto che quasi non ci interessa? Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che bella, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.